parola al signor Sindaco Mario Conte. Buongiorno a tutti, grazie. Su questo libro viene citata morti per la libertà e hanno perso la libertà di vivere per combattere e regalarla a noi. Queste cerimonie servono per confermare lo spirito e l'anima antifascista della comunità trevigiana, che oggi deve combattere e custodire quei valori di libertà, soprattutto in un periodo storico particolarmente duro, difficile, caratterizzato tra l'altro da una guerra in Unione Europea, dove la libertà viene messa a dura prova e in molti casi viene negata. Quindi io ringrazio tutte le associazioni combattentistiche, custodi di valori importanti, e ringrazio la Proloco di Sant'Angelo che porta avanti questa tradizione così fondamentale per le nostre comunità. Mi piacerebbe che ci fossero nei prossimi anni anche dei bambini, perché è a loro che dobbiamo trasmettere questi valori, perché mi pare di aver capito che gli adulti la lezione della storia non l'hanno ancora capita, allora dobbiamo puntare tutto sui bambini. Ringrazio il Presidente del Consiglio, tutti i consiglieri comunali presenti, ovviamente le autorità, però è fondamentale ribadire come la comunità trevigiana sia profondamente antifascista nei valori e negli ideali. Grazie. A termine ora la cerimonia commemorativa. Si ringraziano le autorità civili e militari, le associazioni combattentistiche d'arma, il trombettiere e la cittadinanza intervenuta. Ci diamo appuntamento per la prossima cerimonia in cimitero San Lazzaro alle ore 10:30 e a seguire il piatto di tenuta. Grazie.